C'è il maestro che scalpita e quindi giustamente diamo la parola e la voce a loro. In bocca al lupo e a dopo. Buonasera a tutti, autorità civili militari ben arrivati a questo concerto del coro della Brigata Alpina Iuli Congelati. Questa compagine che vedete, come avete letto, perché si è scritto tanto questa settimana, sicuramente il gruppo di Pomoletto ci ha raccontato la nostra storia. Dal 79 come militari di leva abbiamo fatto parte di questo gruppo, facendo il nostro servizio militare, anche i maestri sempre di leva. Dovete considerare che in un anno il coro cambiava completamente e adesso anche noi siamo qui a festeggiare con voi questi 100 anni del vostro gruppo. Coristi che arrivano da varie parti d'Italia, non siamo tutti friulani, abbiamo un bergamasco, un bergamasco, un atalantino, abbiamo un piacentino e poi naturalmente Verona, Padova, Treviso, tutte queste zone qui, naturalmente il Friuli. Gente che si fa un sacco di strada per cantare, semplicemente per stare insieme. E io che oggi abito a 4 km da qua, un concerto a chilometri zero. Yeah. Con questa canzone perché era il nostro inno di inizio dei nostri concerti, era quello che rappresentava un po' la Giulia, questa Giulia che andava da una campagna all'altra militare portando purtroppo ben poco indietro, se non uomini o generazioni rimaste là. Stasera esagereremo, noi naturalmente le prove non le facciamo praticamente quasi mai se non prima dei concerti, tutto quello che vedete sarà un po' anche improvvisato e stasera con il maestro Pisano che sarà la guida di questo coro insieme con me tenteremo anche degli esperimenti, porteremo degli esperimenti. Intanto proseguiamo e vi presentiamo la prossima canzone che è Addio Candela Addio. Stiamo parlando di guerra e secessione, questa qui è nata a Firenze, stiamo parlando ancora dell'Unità d'Italia, un brano nato in un bar fiorentino e che racconta la storia di quei soldati partiti per fare un'Italia unita, che è ancora e che noi dobbiamo continuare a mantenerla unita.
Eccoci qua, scusate ma anche le presentazioni sono molto improvvisate e quindi come avete potuto notare questa sera abbiamo un coro a trazione posteriore. Avete notato che da questa parte qua arriva un suono molto forte. Quanti bassi ci sono questa sera? Alzate la mano. Ebbene, adesso abbiamo la prima sfida della serata. Noi questa sera vi presentiamo un brano che cantavamo durante quando eravamo in armi ed è da parecchio tempo che non lo portiamo al repertorio, perché naturalmente nel corso degli anni i maestri cambiavano, un po' il repertorio cambiava, qualche canzone tornava, poi se ne andava, poi ritornava. Vi facciamo una pagina di storia molto importante. Dobbiamo fare un passo indietro. 1911, siamo in settembre, l'Italia comincia la guerra contro la Libia. Gli alpini, abituati a combattere nella sabbia, vanno a combattere nel deserto. È la prima disavventura che capita a questa divisione, a questi reggimenti. E questa sera vi presentiamo questa canzone, Alpini in Libia. Magari non so quanti di voi si ricordano quanto l'ha sentita, ma è una pagina di storia, perché i canti degli alpini non sono mai canti di vendetta, non sono mai un affronto contro il nemico, ma sono soltanto storie di paura, di speranza. E anche questa è stata una gloriosa pagina che gli alpini hanno sottoscritto. Quindi nelle mani dell'Alessandro Pesaro sappiamo di cantare Alpini in Libia. Grazie maestro.
dici poi si torna a casa ed è finita, no, perché ricomincia un'altra avventura e questa diventa ancora più terribile perché è mondiale. Adesso vi parleremo della montagna. Prima guerra mondiale, 600 km di fronte dal Carso fino alle Dolomiti. Potremmo raccontare tante montagne, potremmo raccontare tante storie, però sicuramente questa sera abbiamo scelto una vicino a noi, che è il Monte Canino, montagna che ancora oggi, anche adesso, è così piena di neve ed è stata sicuramente diffuso nel momento importante anche della prima guerra mondiale. Una tradotta che parte, una tradotta che va, degli uomini che partono convinti, orgogliosi, momenti difficili per poi bere e mangiare soltanto neve.
facilmente distinguibile anche a chilometri di distanza è il suo cappello. Cappello particolare, cappello da una forma strana, cappello che è stato protagonista di tantissime avventure anche dopo che gli alpini hanno fatto i militari. Cappello che merita il più grande onore di avere una sua canzone. E quindi a voi tutti sul cappello. Il cappello alpino Carlo Alessandro va, continua, finito una guerra da pochi anni e ne comincia subito un'altra. L'Italia parte per la campagna greco-albanese. Un passo avanti, se giusto. È ottobre e piove, gli alpini devono cominciare una invasione che non porterà a niente, perché dopo poi di settimane sono costretti a tornare indietro perché i greci hanno risposto giustamente invasi al loro assalto. Una guerra che aveva soltanto uno scopo di conquista, di dominio, l'impero. Soldati che sono andati lì rubati dai campi a cercare di trovare un territorio che non era loro. Potremmo raccontare anche qui tante pagine come Ponte di Tarate, quell'ultimo ponte fra Grecia e Albania, distrutto dagli italiani mentre stavano ritornando indietro, mentre scappavano per impedire che i greci a loro volta passassero di là. Ma questa sera vi raccontiamo ancora una montagna, gli alpini sono legati alle montagne e quindi vi raccontiamo il Golico, questa montagna, questo panettone senza niente, senza alberi. Lì hanno dovuto resistere per non essere completamente distrutti. Una montagna fatta di sassi, di buche fatte dalle bombe, di tanto coraggio, di tanta volontà. Cantiamo questo cimitero che si chiama Golico.
restava davanti a loro un'altra campagna della quella di Russia. Allora si disse che gli italiani erano già partiti nel 40, nel 41 e erano giunti altri soldati, perché qualcuno disse che sul piatto della pace 250.000 persone fanno più spessore rispetto a 130.000. E quindi mandiamo gli alpini, mandiamo sul Caucaso, mandiamo sulle montagne, anzi no, le mandiamo sul Dome, anche questa volta si liberano nel deserto, sul Dome eravamo in pianura, con armamenti di artiglieria da montagna. Anche qui potremmo aprire grandi pagine. Adesso vi raccontiamo alcune storie, cominciamo con l'ultima, forse quella che è stata la liberazione per quei pochi che sono tornati, Nikolaevka. Noi abbiamo avuto la fortuna di cantare durante i armi davanti a tanti reduci, anche dopo, finché ci sono stati, ed è stato sicuramente un grande onore. I nostri gruppi sono stati composti da quelle persone che hanno sofferto, hanno partito e poi con tanta umiltà hanno saputo costruire e portare un'Italia migliore. A loro va il nostro saluto, il nostro ricordo. Ebbene, anche la storia, scusate, e Nikolaevka sicuramente la rappresenta benissimo. Non ci sono parole, c'è solo questa parola, Nikolaevka, un grido liberatorio per riuscire a tornare a Baita, come si diceva allora.
sentita da Giorgio Cusano, maestro del coro Castelli Conegliano, a qualche anno questa canzone, anche se è una storia molto lunga, perché si tratta di una poesia, di una lettera trovata in una giubba di un soldato che è caduto in Russia. Una poesia che è rimasta appesa nelle sedi in tanti luoghi, che poi è diventato questo brano che voi ascolterete. Io resto qui, addio. Un momento molto bello, una persona che non ce la fa più guarda questo cielo, sa che non tornerà, eppure c'è sempre qualcosa nelle sue parole che portano speranza. Non c'è mai rancore, ma c'è sempre la volontà di sapere che anche se adesso il mondo per me finisce, domani tornerà la primavera e rifiorirà tutto quanto. Io resto qui, addio. Io
passiamo a qualcosa di più leggero, con un altro brano scritto da Mario Lanaro, maestro del Corpai, famosissimo compositore, direttore d'orchestra, ha fatto parte del coro della Brigata Pina Giulia nel 1981 e anche lui ha voluto dedicarci una canzone che sentirete adesso, Finché la notte, ed è una storia molto bella perché parla di un'amicizia profonda, incredibile fra Enrico Reginato, che è un sottotenente, lui partirà con la prima spedizione in Russia nel 1941, verrà catturato quasi subito e finirà in un campo di prigionia. Invece l'anno dopo partirà anche Italo Stagno, anche lui durante la ritirata verrà catturato e portato in un campo di prigionia. Enrico Reginato è uno degli ultimi ufficiali ad essere rimandato in Italia dopo 12 anni di prigionia. In questo campo conosce Italo, nasce un'amicizia naturalmente nella fatica di poter curare persone con niente, nel freddo delle baracche, con il poco cibo che veniva dato. Un'amicizia vera, sincera, e Italo si confessa con lui perché Italo poi anche si ammala e gli arriverà una polmonite, lui nel 1948 morirà in questo campo, però scrive una poesia e l'ha detta a Enrico di notte, mentre Enrico lo assiste sul letto di morte, gliel'ha detta piano piano e Enrico la impara a memoria e poi la porterà in Italia, come riporterà tantissimi nomi di soldati morti nei campi di concentramento perché lui ogni sera li ripeteva a memoria. Ora vogliamo, come sempre, rimettere insieme queste due persone. Pensiamo tutti noi di essere lì in questa baracca, al freddo, al buio, e mentre Italo sussurra nell'orecchio del Reginato queste bellissime parole, ricorda sua moglie, la figlia che non vedrà mai, ricorda la sua casa, ma c'è sempre tanta speranza in questo brano. A voi, finché la notte.
A questo punto cambiamo un po' genere, però prima di passare a qualcosa di più leggero, di più montano, si suol dire, vi presentiamo questa canzone, anche questa è un po' una novità, e ve la dedichiamo di cuore, anzi è per il vostro cuore, perché ognuno di noi dentro nasconde un ricordo molto bello. Noi questa sera questo brano lo vogliamo dedicare ai nostri coristi che purtroppo non ci sono più. E tutti voi avete sicuramente in cuore una persona molto cara, alla quale sicuramente ogni sera volgete gli occhi al cielo e sicuramente vi capiterà di guardare la stella. Ecco, sappiate che quella stella è proprio il vostro caro che vi guarda. E noi questa sera faremo questo Resterà la luce, questo bellissimo segno di speranza, ma soprattutto di ricordo, dei ricordi più belli che ci hanno accompagnato e che ci accompagneranno sempre. Quindi fra di noi ci sono i nostri amici e fra di voi, nel vostro cuore, ci stanno i vostri cari, con questo Resterà la luce. Gesù
Sapete dove nasce questa canzone? Questa canzone nasce all'estremo ovest, diciamo all'estremo est dell'Italia, questa nasce all'estremo ovest, la Val d'Aosta. In realtà è un po' fuori dalla Val d'Aosta, verso la Francia. E che cos'è questa canzone? È una promessa di matrimonio, una promessa di fidanzamento più correttamente. Una promessa di fidanzamento che nella canzone c'ha 18 strofe. Ma oggi noi ne faremo solo 2. Quelle che sono state poi scelte per un filmato che è rimasto nella memoria di tutti, alla conquista del K2. E Teo Usuelli, che è l'autore, l'ha arrangiata e armonizzata in una maniera meravigliosa che racconta la montagna prima del matrimonio o della promessa che vorrebbe la canzone stessa. Ed è con questo spirito nostro alpino che ve la vogliamo cantare. Bella rosa di primavera.
perché insegnare il friulano ai veronesi non è molto facile, è quasi quasi un'esperienza abbastanza complicata, anche traumatica per un friulano, con lo ciucciol, una discussione insomma. Però insomma sono stati bravi e quindi ci siamo integrati anche in questa lingua complessa, un po' difficile, ma che sicuramente sa raccogliere tantissimi canti popolari. Voglio fare un piccolo aneddoto. Io ho fatto il servizio militare nell'88 e nell'89 un certo signore di Remanzacco, che era il capogruppo, chiama e mi dice: perché non organizziamo un coro, un raduno di ex coristi? Diciamo che da lì è partito un po', sicuramente delle varie annate si trovavano, e mi fa piacere questa sera che ci sia qua questo benedetto Naio Rizzi, perché ti ringrazio perché una volta lì sentirti qui presente, perché mi ricordo molto bene, è passato qualche anno, ma insomma vuol dire che poi piano piano tutti i gruppi si sono riavvicinati e adesso siamo un gruppo solo, una famiglia sola. Però questa sera, se noi siamo qua, non è, c'è sempre qualcuno che si impegna per fare questo, ed è un vostro paesano, che non lo presenti, che mai lo presenti, ed è il buon Valerio, ex corista. Come sono corista c'è casa e quindi va sempre tutto bene. Poi sappiamo che il buon Valerio, il primo prete, che non è un pesce, ha fatto gli anni, no? 55 anni. 50 ha deciso di fare il 2020. Vi ricordate il 2020? Tutti a casa, ognuno a casa sua, per non fare festa, tutti a casa. Questa sera invece si festeggia 55 anni, quindi adesso tu stai lì, ti canti in prima fila non sapere, poi sai cosa succederà dopo il concerto. No? Ok. Ti Marco Maiero da Ora San Piero. San
dovete sapere che il coro della Giulia non canta solo canzoni di guerra o canzoni degli alpini, perché altrimenti sarebbe una noia galattica. Quando noi siamo entrati in brigata avevamo un mansionario e in questo mansionario c'erano dei titoli di brani che erano obbligatori, non c'era storia. Poi c'era libertà di scelta nei canti popolari delle zone di reclutamento della Giulia, che per noi erano il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e l'Abruzzo. E quindi c'è stata un po' la rincorsa, la ricerca di andare a guardare autori, anche che in quel momento erano emergenti e poi sono diventati famosissimi, nel proporre qualche canzone spiritosa. La canzone che vi proponiamo adesso in realtà non la cantavamo mai in concerto perché era vista sempre un po' sopra le righe e quindi ogni tanto c'era qualche preoccupazione, però adesso noi siamo congedati e quindi ci divertiamo insieme con voi e vi proponiamo questa bellissima canzone popolare veneta in cui non vi racconto le parole, ve le ascoltate e capite dalle parole lo spirito che la canzone ha. Una volta Ghera. La palpa sta al troiere sta in mano.
Marzi componesse Scappa Useletto. Per cui quando ero in coro non ho potuto imparare da lì semplicemente perché la canzone ancora non esisteva. È stata composta nell'86. E lui, sempre molto attento ai problemi della natura, sempre contro tutto e contro tutti quelli che la violentano, si è messo e ha fatto questa canzone. Interessante è ogni tanto andare ad ascoltare come la presenta, perché inizialmente aveva un filo conduttore e poi ha cambiato modo di vedere le cose, probabilmente anche lui con l'età è migliorato. A me piace presentare questa canzone in un modo ancora diverso e la dedico a tutti i genitori, a tanti genitori qui presenti e ai loro figli. Perché? Perché i genitori devono fare una grande prova a un certo momento della loro vita. Devono lasciare andare i propri figli che facciano la loro vita. E questo distacco è sempre una cosa particolare, una cosa difficile. Qualcuno la vive male, qualcuno la vive sempre con un'estrema preoccupazione. Però poi i figli devono farcela con le loro gambe, con le loro forze, con le loro capacità. E noi genitori, perché mi ci metto dentro anch'io e quasi tutti quelli che sono dietro di me, dobbiamo avere la forza e la positività di pensare che andrà bene. Sì, cadrà, sbaglierà, sicuramente avrà delle difficoltà e noi saremo lì, anche pronti ad aiutarlo in ogni momento, ma rispettosi del fatto che lui deve farcela con le sue gambe. Ed è questa la parte importante, il messaggio che a me piace dire di questa canzone. C'è l'uccellino che deve spiegare il volo, deve farcela con le sue ali, se non ce la fa cade per terra e qualcuno lo mangia. Se non ce la fa in tempo a fuggire, il cacciatore lo vede e gli spara. E la metafora è tutta qui. Bravi genitori. Scappa, scappa finché
Eccoci. Tecnico suoni. Allora, bene, come avete visto abbiamo raccontato la storia degli alpini, abbiamo raccontato vicende, ci siamo anche divertiti, perché lo scopo questo è quello di portare la musica come segno di speranza, di felicità, di gioia. È stato bellissimo avervi qua stasera così presenti, così silenziosi ad ascoltare quello che abbiamo potuto raccontare. Non è facile per noi poter esprimerci al meglio, perché noi non facciamo prove, come abbiamo detto prima, e quindi ci troviamo poche volte durante l'anno, e quindi riuscire a portare, e chi canta in un coro sa benissimo quali sono le difficoltà di poter portare un pezzo ben preparato in un concerto. E quindi va un grande applauso a loro che si fanno chilometri. Penso che questa passione si possa sintetizzare in una parola sola: naia. Perché abbiamo fatto i militari, abbiamo fatto i nostri corsi di addestramento, eravamo ognuno al proprio corpo, abbiamo fatto i corsi al proprio corpo, poi siamo stati aggregati al coro, abbiamo avuto la fortuna, facendo pure i servizi di caserma, di poter andare in giro a cantare e a portare questa nostra passione, oltre che quella divisa adesso anche in borghese. Quindi grazie per essere stati qua, ringrazio il capogruppo e auguri per questi 100 bellissimi anni. Siamo arrivati all'ultimo brano per ora e vi salutiamo naturalmente con quello classico, quello che noi salutavamo tutti i coristi nuovi che arrivavano al coro dopo essere selezionati, e qui dedichiamo di cuore al gruppo di Pavoletto e vogliamo salutare con il nostro 33.
ancora complimenti a tutti. Allora dovete sapere che Marcello in questo momento sta cercando di capire se siamo capaci di cantare una canzone. Ma non è uno scherzo, perché in realtà noi siamo venuti qui ad assistere a una nostra prova. Questa è la verità. Avete bisogno di questo? Sapete? Forse se lo tengo qui è meglio, no? A questa distanza. Dicevo, noi ci siamo trovati qua fuori, non sapevamo dove andare, ho detto guarda che posto questo, allora siamo entrati qua dentro, ci siamo messi a prove. Poi incredibilmente siete arrivati anche voi, allora a questo punto abbiamo detto dai, continuiamo, facciamo qualcosa. E questa canzone che adesso Marcello sta per proporvi è stata imparata in pochissimo tempo per andare a trovare degli amici in Sardegna. In pochissimo tempo perché l'abbiamo ascoltata per la prima volta a metà di ottobre e noi siamo partiti il 1° dicembre. Allora voi direte, sì vabbè, un coro si trova e ne parla, non è mica un problema, punto, si trova. Noi non ci troviamo, noi ci troviamo in queste occasioni, veniamo qui magari un'ora e mezza prima, facciamo un po' di riscaldamento, cerchiamo di ricordare un momentino le cose, perché sapete, la testa invecchia anche per noi. Vai, prova. Il titolo è Luna. C'era un motivo. C'è una persona che si chiama Gianni qui e arriva dalla Sardegna. Noi abbiamo avuto la fortuna Di andare in Sardegna un po' di anni fa e abbiamo voluto portare questa canzone. Era un po' che non la cantiamo, proviamo. Un omaggio a Gianni, ma è un brano molto bello che vi dedichiamo veramente di cuore.
Fermi. Siccome volevo raccontare la storia del caramello, ho detto di no. No, quindi sì, lo scelto io. Ne facciamo una, la facciamo perché vogliamo farla noi, e una la facciamo perché volete voi, quindi facciamo quella due. Quindi a voi diamo un bellissimo bene con la storia, direi bene, andiamo. Sì, ci siamo, possiamo farla, sì. E poi chiuderemo con Consiglio delle Cime. E poi vi salutiamo, perché queste cose, quindi abbiamo